Certi occhi hanno il peso delle scelte che per anni hanno gravato sulla schiena. Parlo di occhi semplici che incroci, dove mi è sembrato di sentire voci attraverso scorci di sguardi dolci di anziani, guardarli appena e notare che hanno ancora la galanteria di una rosa tra le mani per un invito a cena. Io in quegli occhi mi ci perderei di proposito. Raccontano senza sapere. Occhi che sono un deposito di primavere. Occhi per cui mi ci metterei con piacere a sedere, come da bambino in braccio a mio nonno davanti al camino, ad ascoltare storie d'altri tempi dove la nostalgia si può quasi toccare o acchiappare coi denti, si sposta e cammina come l'ombra. È lì dove la metti, ma ingombra. Ed è in quegli occhi dove non ti aspetti, in una strada a caso, la domenica mattina, che ho quasi sentito il profumo di brillantina Linetti. Sguardi per cui vale la pena scambiarsi gli occhi, poter assistere ai retroscena, o esistere o morire in altri occhi. Sull'attenti! Siamo al fronte e di fronte ci sono loro. Oltre il bosco, su quel monte, ho paura ma le ignoro. E mi butto, sono armato, ho il coraggio che mi sprona a commettere un reato che qua in guerra è cosa buona. Ho ammazzato dei bambini, li ho sparati in faccia, al cuore. Agli altri ho tolto l'acqua perché volevo provassero il dolore. Perché questo è il mio dovere, perché questa è la missione. Perché il male che causiamo è per la patria, è per l'onore. Ho bombardato città intere dall'alto per lucidarmi la medaglia. E ciò che resta a terra non è più nemmeno gente, ma paglia. Sono Tania, ho 6 anni, sono morta di sete. Chiamavo mamma, ma è esplosa la parete. Il respiro che smette e il lampo di un'ultima bomba ha portato la quiete. E sono qui a terra, tra queste macerie, non sento più niente. Nemmeno il terrore che emette l'urlo di quella sirena. Ora smetta la pena. La mia anima trema. Non ho più la mia bambola, senza me sarà triste. E vivrà per scoprire che anche lei non esiste. Non ho più la mia infanzia, la mia mamma, il suo amore. Sono cenere e fumo, sono polvere al sole che cambia colore. Tania ora è morta, lascia un mondo vigliacco, morta per un sorso d'acqua che le è stato negato, morta davanti ai cigoli di un carro armato sotto le stelle di un cielo blindato. Ma guarda che mondo, hai visto dove viviamo? Non so se hai notato che questa vita è un alone. Questo buio che avanza e non sai più se esistiamo, se siamo fantasmi oppure ancora persone. E le scelte che facciamo fanno il resto. E noi siamo quella storia che scriviamo. Siamo virgole incomprese dentro un testo. Siamo i punti che noi stessi non capiamo. E i bambini? Bisognerebbe tacere mentre i bambini dormono, non mentre muoiono. Io sto con chi denuncia, con chi ne parla. Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Anche la guerra si inchinerà al suono di un violino.
Buonasera e benvenuti alla terza edizione Sonus de Vida, il memorial dedicato a Mariano Melis, grande chitarrista. Questo appuntamento è proprio un'occasione per ricordarlo. Non sarò da solo sul palco, ma sarò accompagnato dalla presenza femminile di una ragazza speciale, una grande artista, Sabrina Sanna. Buonasera a tutti, buonasera. Noi abbiamo iniziato questa serata con questa grande emozione, con due artisti che sono davvero straordinari e che stasera hanno saputo unire le loro anime per darci un'emozione ancora più grande della somma delle loro singole anime. Loro sono Rossella Camellini e Marco Mura e li vorrei di nuovo qui sul palco perché vorrei che prendessero ancora di nuovo i vostri applausi. Rossella Camellini, Marco Mura, venite. State più al centro, così. Rossella, Marco, veramente siamo onorati di avervi qua stasera e davvero ci avete regalato una emozione grandissima. Sono emozionata anche io. E questo credo che si sia percepito, insomma, che il pubblico l'abbia percepito. Chiamerei qui sempre la nostra bellissima assistente Lucia perché vorremmo darvi un piccolo ricordo, la targa di Sonus de Vida. Grazie Marco, grazie Rossella. Grazie. E Rossella, non andare via, te anche dei fiori da parte nostra. Grazie. Grazie, ragazzi, grazie. Bravo. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Bene, a te la parola. Caro Giampaolo, è arrivato il momento di accogliere un altro grande artista a cui il Campidano ha dato i natali. Oltre che essere un grande artista è un carissimo amico, un amico di famiglia, è stato amico di Mario, è amico di Alessandro e noi lo accogliamo, il nostro Giacomo Longoni. Vieni Giacomo. Un polistrumentista davvero unico. Giacomo, io conosco il legame che c'era tra te e Mario, tra te e la famiglia Melis, quindi stasera non potevamo che avere te come tra i primissimi ospiti stasera. Mario amava molto l'iniziazione con i ragazzi. Penso che tu fossi veramente giovanissimo, piccolo in quel periodo. Io ho iniziato che avevo 9 anni. Oggi ne ho 41, quasi 42, quindi un po' di strada l'abbiamo fatta e grazie a Mariano anche. Sicuramente. Allora Giacomo, ti facciamo suonare perché so che tu ti emozioni, ma io ci tenevo che tu dicessi due parole con questa emozionalità. Quindi il palco di Sonus de Vida è tuo, facci sognare. A te, vai.
Bravissimi. Complimenti. Allora, Bravo. Giacomo, noi ci rivediamo sicuramente stasera, quindi adesso ti mandiamo via a mani vuote, però tra 20 minuti, 20-30 minuti tornerai sul palco di Sonus de Vida. Ci vediamo tra un po'. Caro Giampaolo, Allora, questo è il momento. Abbiamo scaldato, ma questo è un momento veramente. Io ci tengo tantissimo alla prossima formazione che salirà qui sul palco di Sonus de Vida. Intanto perché sono degli artisti straordinari. 1, 2, anche loro portano alta la bandiera della tradizione. Secondo me non esisterebbe canto in Sardegna se non fossero esistiti loro. esatto. Con le loro voci armoniose e potenti riescono a trasportarci direttamente nel cuore della Sardegna e con la loro musica ci regalano un momento straordinario di emozione pura. Sono i Tenores Safuente di Ottana. Accogliamoli con un bellissimo applauso. Prego, è tutto per voi. Oh, ringrazio me da amada gente por nos haber mandado gusto invito a venir a cantare a custusito e chi non ore mus presente. Canta su tenores afluente y esperando que vos se agradiu a custa de Guillermo da Galana batimos os saludos o da Ozana. Ma basta solamente a cantare 3 rosas que burado mi han su coro non sin dabido y sos tempos y soro nesos que in custo mundo un pesande. Cantare massa poi intratteso sì ma basta solamente sproportuna desastrese rigirando so in luna sappi usa tornata chi è stimeso. Mi ha fatto incanto no esa manna in esa minore dagando a paisa posto amore e su sentido meu rigirande. Sentido
Caestuna cisugia fatta mie I sto poni desunote poi e non ne passo né a bizza né trombine non mi la posso ponere in olvido anzi sin der de me apoderarle apoderar de me gusta belleza ai mi casi si ne da in mente como non so e puro oh mano mia esa persona expresa quizás colores tuos rosas cesas quizás uno insurato hoy ser mudable tu mudas a rosas desurato a tutto che ta saluras tu asa nasci di mese duasa pero se tu es un primo ritratto reina de esas rosas tan abattu cusor floreschi di su un corteggiane mai mica sai dire oh eternamente capo presente esa tua bellura rosa che ta stanta risplendura sa soschisu che se ama cae a tresta festa mi parto de esa vida rinnovante eso tanto to porta osa data hanno mettento de Santa Vittoria che sempre la sa tenere in memoria da esudia in bisumina posta andasi stalla che la sappi sorta da in sconza tutto sudorata mi trova tannantini savalada ma chi è te ne do chi è te ne do chi è te ne da chi è te ne do chi è te ne da chi è te ne tira del davanti de los impiegare come ora che vado una brutera corridora venedo mada la venere con morudere buona razza buona merita te ne dare su rispetto a chi è te ne do a chi è te ne da chi è te ne do di nada reso ne va tale interesso ne va che di totale interesso de ola io sopra desti mondo virada nada dan es proviso no es proviso no es proviso no es pro malavia voy esta pie cosa más de día raghi con te sa che ta stanza e sa starte strizzi de che lanza uno va a cubire sta d'anchido
resta anche tosta, però procurre pare fatta apposta, però procurre pare fatta apposta, canto come e la canto come e la canto come sapri mi scappam. A Babrische lontana Miranda da buffare in calichi nordoro. A Babrische lontana andandesi che sugoro si da riposare buonanotte galana. Sarmanos insinu e cannada e se scoro. Mammusa de Berchida ospitale sa gente. Commenta questa vita non ha potuto mai. Altro sanno ormai, scusa saluto. Complimenti, bravissimi, bravissimi. È bellissimo, è bellissimo. Loro vengono dal centro della Sardegna e sono veramente straordinari, portano avanti questa tradizione da tanti anni, vero Roberto? Un microfono per Roberto perché volevo fargli una domanda. La domanda che ti farei, perché loro probabilmente non lo sanno, però tenore Safuente di Ottana, cos'è Safuente? Allora, buonasera a tutti. Niente, Safuente è un piatto in otone lavorato a sbalzo che ha due funzioni. A Ottana viene usato una funzione sacra e una profana. La funzione sacra è questo piatto viene usato il giorno di Venerdì Santo in occasione del scravamento per raccogliere i chiodi e le spine del Cristo. Niente, poi per tradizione ottana durante il carnevale, siccome la Safuente originale viene custodita in chiesa, la chiesa, il parroco o chi di dovere dall'antichità la dava in mano alla popolazione per il carnevale, che è un'altra nostra cosa che abbiamo tipica e bella. Siete sempre invitati a venire a vederlo e queste cose. E la dava in mano alla popolazione e cambiava il suo uso da profano, cioè da sacro a profano, e con una grande chiave veniva scandito il ritmo del subballo del Safuente, che noi è il primo pezzo che abbiamo eseguito prima, e la popolazione ballava. Il subballo del Safuente coincide con subballo zuppu ed è un ballo che viene, e la popolazione cosa. Poi quando finiva i festeggiamenti del carnevale, che finivano con la pentolaccia, ritornava in chiesa. E niente, questa è la nostra cosa tipica, ce l'abbiamo unica noi e cerchiamo di valorizzarla. E noi, quando abbiamo deciso di mettere il nome, abbiamo messo il nome di una delle cose che più ci caratterizzano nella nostra comunità. E allora,
colgo l'occasione a fare ringraziamento a Sabrina e a tutti voi, Alessandro. Siamo onorati di essere venuti qua per tantissimi motivi che non so a dire. E niente. Grazie, Buon divertimento Roberto. e buon proseguimento. Grazie. Aspettate un secondo, Anche c'è un per pensiero voi, anche per voi. la targa di Sonus Dei Vida per ognuno di voi. Bravissimi, grazie. Grazie ragazzi. Alla prossima. In bocca al lupo. Questo momento è un momento veramente speciale per me stasera, Giampaolo. Devi sapere, Giampaolo, che quando ero piccola c'è stata una canzone che io cantavo col mio papà, che è seduto qui nel pubblico, e quando ho iniziato a cantare ho espresso un desiderio. Un giorno forse salirò su un palco in cui c'è anche lui, un grande maestro della musica italiana, sardo, un grande poeta, un grande compositore, un grande scrittore. Io mi ricordo queste parole di questa canzone. Non dire il nome? No, della canzone, però faceva così, no? Quando ancora lui cantava in italiano, perché poi ha fatto una scelta, secondo me, davvero importante per tutti i sardi. Però all'epoca ero bambina e cantava, sentivo questa canzone che papà la metteva sempre nella radio della macchina. Dimmi cosa mi hai portato, padre mio, dimmi cosa mi hai portato. Non so chi è questo cantante, io non lo conosco. Lui si chiama Piero Marras. Allora, oggi è con noi per rendere omaggio alla figura del maestro Mariano Melis. Nel frattempo, qua tra un po' mi trovano ad Alghero, ritorno a casa direttamente. Ecco. È con noi, la accogliamo con un grande applauso. È inutile stare a dire, a parlare, lo sappiamo tutti chi è Piero Marras. Ogni parola è superflua in queste cose, secondo me. E dunque, non facciamo altro che dire, signori e signore, Piero Marras. Stanotte mi dappo in Suson su che lo lucente de bramar d'affetto come te saluche su coro mi dappo pizzinnos io canne in guruttos e in pratar de sole azaia un muto filande in scarpitar de lana e a mama galana cosìn de corittos che in filor de brama mi dappo pasteras fontanas puzzone sapore in ramos de mendula in flore e sposas cantando in soribu allungami sa vida vai luna allungami su coro di a te sermello luna y no que amor ergoi
dappo bezzedo, sinfora, scontando e decando. Pizzinno, zazzarra, andava la mura infatuoso rubos. Paschende in campura, scavados e zubos, e signor de gloria, bidappo lamento a memoria su mondo, pizzinno sereno, tranquillo. Prende sa brocca de sabba colada, bidappo con panzo scorales, che come non sono, bidappo che rande a s'intrighino a babbo in arto in suo carro. Tra seghe d'oro, de brasso mutinto, sa cara lucente sudore, allegro e sereno, cantando a murmuto, cantoner de pace ed amore. Belluna, allungami sa vita. Allungami su coro, di a te sermello luna, in oghe amor ergoi, belluna, allungami sa vita. Luna, allungami su coro, di a te cervello, luna, in oghe amor ergo. Questo era un poeta nuorese, un maestro di scuola, è stato anche mio maestro alle elementari, Franceschino Satta. È da molto che non cantavo questa canzone. Oggi, quando uno, almeno uno, io, sale su un palco, ormai non ho più scalette, non mi piace più avere una cosa già incellofanata, faccio 1, 2, 3, 4, no? E per cui improvviso, è quello che mi sento di fare. Le canzoni arrivano e sono quello che io sento nel momento. È il momento, secondo me, anche di fare una riflessione sulle scalette della vita. Noi viviamo di scalette, sappiamo cosa dobbiamo fare ogni giorno, per carità il lavoro, certo, però poi alla fine è alienante tutto questo. Allora ogni tanto perché non ci dedichiamo un momento senza una scaletta, così, a improvvisare? La musica questo lo insegna. E io ho avuto la fortuna di avere la musica come compagna di vita, sempre. La musica mi ha risolto 2000 problemi, non solo quelli economici, che non guasta, ma anche e soprattutto quelli della vita quotidiana, dei rapporti. Uno non è sempre disponibile. Io poi ero abbastanza, qualcuno dice orso, no, cinghiale, per cui ho sempre avuto grande difficoltà nelle relazioni, ma non perché sono fatto così, però la musica mi rende civile, anche buono, a volte anche simpatico. Potere della musica. Da poco sono stato sabato scorso a una riunione dei malati di Parkinson. Io credo nella musicoterapia e cerco di essere utile quando posso. C'è stato il dottor Meloni, che mi piace molto, è un giovane molto preparato, che ha detto: guardate che la musica
risolve anche questi problemi. Il movimento e poi la musica, sia come fruitori di musica ma anche come attori di musica, perché il cervello, quando uno canta, suona, ascolta, mi ha raccontato che fa dei percorsi particolari che aiutano alla sua elasticità, se lo dice lui. E quindi ho detto, io mi salvo forse, non so, però sono stato benissimo, sono stato bene, perché ho capito che poi la musica non è solo così un hobby, è un suono dell'anima. Noi abbiamo un suono dell'anima che è addirittura fortunato, perché abbiamo 2 lingue dentro. Noi siamo un'offerta speciale, abbiamo la capacità, almeno per chi canta, per chi compone, di avere 2 suggestioni, 2 mondi da raccontare. Uno è quello che vi ho appena raccontato, l'altro è quello che obbedisce alla lingua che sto usando adesso. E quindi le userò tutte e 2 oggi. C'erano una volta 2 bambini che vivevano non come i nostri figli, che hanno la fortuna di vivere in pace, vivevano ai margini di quei palazzi che noi vediamo sventrati, no? Vedete quando inquadrano l'Ucraina, i droni che ammazzano la gente ma che sventrano i palazzi, ormai siamo abituati, sembrano dei film, non ci facciamo neanche più caso. Ah sì, vabbè, pensate dove stiamo arrivando. Ebbene, questi 2 bambini giocano lì, trovano uno spazio per giocare, e anche questo non è male, trovare uno spazio dappertutto per vivere. E c'è il più piccolo che vede la realtà com'è, e invece il più grande dice, cerca di nascondergliela questa realtà, perché lui è grande e ne sa un po' di più. Stanotte ho sentito un grande boato, sembrava una bomba chissà, mi ha fatto paura, la casa ha tremato e ha tremato l'intera città. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Non era una bomba quel grande boato, ma un tuono lontano laggiù. Tu questo hai sentito, di certo hai sbagliato. Sono grande, ne so un po' di più. La gente per strada, la gente ballava, zan zan. Certe volte Miguel, questo mondo può farti paura. Per fortuna Miguel, non è il solo che c'è, basta chiudere gli occhi. Stanotte li ho visti, gli aerei nel cielo, sfrecciare più in alto e più su. Non so se era un gioco oppure era vero, ma vorrei non tornassero più. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Stanotte non c'erano aerei nel cielo, ma sciami di stelle lassù. E questo che hai visto davvero tante stelle giocare nel blu. La gente per strada, la gente ballava, zan zan. Certe volte mica, questo mondo può farti paura. Per fortuna mica, non è il solo che c'è, basta chiudere gli occhi. E
fortuna, Miguel, non è il solo che c'è. Basta chiudere gli occhi. Un amico vero, un amico con cui ho condiviso bellissimi momenti, abbiamo composto delle cose insieme, un grande uomo di cultura, un giornalista, un poeta, era tutt'uno. Purtroppo mi ha lasciato, direi da poco, sto parlando di Paolo Pellonca, ed è questo che quando uno scrive ha la fortuna di non morire mai, perché rimangono le cose che ha scritto, e soprattutto quando queste cose sono nate in un bel periodo di creatività, di condivisione, anche politica, cioè di come vedevamo questa terra e di come avremmo voluto che fosse. Con lui ho scritto diverse cose, una di queste è una canzone d'amore, è una canzone d'amore che ha un ritornello estremamente particolare. In sardo ti amo non esiste, esiste al suo posto ti stimo. E questo lo dice lunga sui rapporti, no? Noi siamo avanti anche qua, noi abbiamo l'opportunità e la voglia, e soprattutto abbiamo il desiderio di mettere davanti prima le cose vere, la stima che fa parte dell'amore, non è che sia distinta. Mettimi una mano sulle spalle, riscaldami il cuore e il corpo. E allora anche le ore più brutte, più difficili da sopportare, mi sembrano come un'acqua leggera che scorre. Perché sei tu, sei tu. L'uvera in sas dies nie das, galana che arveschida giara. Lentore in sa terra bruciata, se stue, fiori su sartu istellu in sanneula fritta di zizzu de durcura squadas se stue ponemela una mano sopra e balas e gaentami su coro essa carena fino a mentre sas horas prormalas mana parre una bruslena cariño de arcano sentido istrina de fiores de monte aura di stagioni sfadadas se tu
voces tue. Ponemi una mano sopra i palas e cantami su coro esa carena finamente as horas brurmalas van a parere una babrulena ponemi una mano sopra e palas e cantami su coro esa carena finamente esas horas brurmalas man a parere una bruslena. E parlo a quelli della mia generazione, insomma, visto che ne vedo parecchi, anche molto più giovani, devo dire. Però le canzoni segnano anche e accompagnano le generazioni, no? Sono canzoni che io ho scritto. Pensate che fra poco sono 50 anni dal primo album, Fuori Campo. Vabbè, sì. Eppure quell'album è rimasto, no, io mi ricordo quell'album, perché poi qualsiasi cosa che uno vive qua, parlo anche dei tempi di allora, ma anche oggi non è diverso, è un viaggio, perché qualsiasi cosa debba affrontare, poi alla fine deve sempre attraversare il mare per farsi ascoltare, per avere un minimo di riscontro, no? E io mi ricordo quando partì con la valigetta, sì, allora era ancora così, insomma, e andai a Roma con le idee, ecco, andavano a Roma con le idee, al posto del formaggio, no? Uno porta la salsiccia fuori, no, io avevo le idee, avevo le canzoni e ero talmente emozionato che vissi questi due mesi di sala di incisioni con una grande casa e insomma avevo la EMI italiana, avevo i compagni di scuderia, stavamo spesso insieme, insomma, Pino Daniele, Battiato, un po' meno Guccini perché era sempre a Bologna, però quello era il mondo della EMI, che sceglieva gli artisti, non li faceva. Ecco, non è come oggi, si faceva mandare i nastrini, io mandai tutto e ascoltavano i pezzi, volevano rendersi conto se investire o meno su un artista. E mi sembrava anche giusto. Oggi non è più così. Oggi contano i like. Allora, se tu hai molti like, ti facciamo anche un provino. Se no, ci dispiace, ma sono quelli che contano. È triste questo. E quindi vediamo dei talenti che magari vengono esclusi, vengono ignorati. Ma sapete quanta gente c'è in Sardegna che sa cantare e scrivere? Io ogni anno cerco di riunirli in una cosa che si chiama CEC, che mi sono inventato da 5 anni a questa parte, che è l'acronimo di Campus di Energia Creativa. Cosa faccio? Scelgo dei ragazzi che ascolto durante tutto l'anno, vado in giro, anche nei baretti e dappertutto, anche nel web qualcuno scrive, e li scelgo e poi gli dico: vuoi passare 3 giorni con me in un bellissimo posto della Sardegna che io scelgo, dove parliamo di musica, facciamo musica insieme e avrai altri 10-12 persone come te da conoscere. La prima cosa che chiedono è: quanto si paga? Eh sì, perché siamo abituati a questo, costa tutto. Io no, non devi pagare niente. Io ho la fortuna di avere un contributo per questo, lo spendo fino all'osso, perché voglio
l'intento è quello di coniugare la bellezza di un posto. Ne abbiamo dei stupendi, insomma. Io devo dire che questo è il 5º anno, ma i posti sono incredibilmente, ce ne sono tanti ancora da visitare. Coniugare la bellezza del posto con la bellezza di ognuno di questi ragazzi, quella interiore, la creatività. E lì hanno degli stimoli incredibili e ti dimostrano come questi giovani di oggi, tutti bistrattati, hanno una capacità di stare insieme, di collaborare, molto superiore a quelli della mia generazione, di cantare insieme. Quest'anno a Bitti non si conoscevano, sono arrivati come i 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, no? Sono arrivati dopo un'oretta, suonavano tutti insieme e allora hanno deciso che ognuno doveva aiutare l'altro, per cui non esistevano gruppi, esistevano singoli. Allora io ti suono la chitarra qui, tu suoni il pianoforte. La condivisione e la collaborazione hanno fatto cosa stupenda, e questa è una dimostrazione che poi c'è gente che scrive, però non gli rimane, che cosa gli rimane? X Factor, sì, ma è un terno all'otto, poi sparisci e soprattutto ti demoralizzi. Noi guardiamo quelli che vincono, ma quelli che sono dietro che fine fanno? E sono tanti, contateli negli anni. Ti costruiscono il vestitino, tutta la bella storia, poi ti dicono vabbè, purtroppo sai, la schedina non è uscito il 13. Ecco, questo è come è ridotta la musica adesso. Ma io confido ancora in certe canzoni, perché quando le ho scritte sapevo cosa mi è costato scriverle. Non è che vengono così uno e però vuol dire che più costa scrivere, più rimangono. Vi assicuro che certe canzoni invecchiano molto meno di chi le ha scritte. Dimmi cosa mi hai portato, Padre mio. Dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato un sacco pieno di esperienza, perché guidi la tua vita. L'esperienza saprà far di te il più potente re. L'esperienza saprà far di te il più potente re. Non la voglio, non mi serve l'esperienza, puoi gettarla in fondo al mare. L'esperienza che mi porti è un brutto libro, tutto da dimenticare. Dimmi cosa mi hai portato, madre mia. Dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato un cesto carico d'affetto che riempia la tua vita. Il mio affetto lo sai, mai lasciarti saprà, mio re. Il mio affetto lo sai, mai lasciarti saprà, mio re. Non lo voglio, non mi serve questo affetto, puoi gettarlo in fondo al mare. Quest'affetto che mi porti è la mia croce, la mia angoscia naturale. Dimmi cosa mi hai portato, mio giullare.
dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato un sacco pieno di allegria, che rallegri la tua vita. L'allegria scaccerà la tristezza che hai, mio re. L'allegria scaccerà la tristezza che hai, mio re. Non la voglio, non mi serve l'allegria, puoi gettarla in fondo al mare. L'allegria che tu mi porti è solo un trucco, perché possa non pensare. Dimmi cosa mi hai portato, vecchio servo. Dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato la miseria della gente, ti ho portato il suo dolore, ti ho portato la gran rabbia della gente, ti ho portato il suo tormento, ti ho portato pure un lembo di speranza, ti ho portato un filo d'erba. Ecco adesso, se vuoi tu frustarmi potrai, mio re. Ecco adesso, se vuoi tu frustarmi potrai, mio re. Prenderò la tua miseria, vecchio servo, ne farò la mia esperienza. Prenderò la tua gran rabbia, vecchio servo, ne farò il mio solo affetto. Prenderò la tua speranza, vecchio servo, ne farò la mia allegria. Piero Marras. Maestro, vuole continuare ancora a cantare? No, se è scaduta l'ora, io me ne... Il direttore artistico può fare ancora un altro pezzo? No, ma non è... Abbiamo il piacere. Devo lasciare spazio anche agli altri, perché io non guardo mai l'orologio quando Un altro pezzo, avanti. Anche perché se non faccio questo pezzo poi rimane sulla coscienza vostra. E adesso capirai perché. Quando Gigi Riva tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A. Dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà per ricominciare con più cuore.
quando Gigi tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero quando Gigi tornerà. Su, 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 come gli alpini, niente più paura ormai ci fa. Su, 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 che siamo i primi, tutti insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole. Quando Gigi Riva tornerà, la partita ricomincerà. Grideremo insieme Italia, Italia. Patetico non sembrerà, stretti in questo sogno che ci ammalia, quando Gigi tornerà. Una grande festa si farà e la banda ubriaca suonerà per intero l'inno nazionale. Zumpa, zumpa, pele, zumpa, pa. E Dio ce ne sarà da raccontare quando Gigi Riva tornerà. Dai di di da 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 da, ari di no no ga no, ida di lam da na. Quando Gigi Riva no. Un attimo Piero, un attimo, c'è un piccolo pensiero per te. Intanto stiamo qui al centro, un piccolo pensiero. Sì. Piero Marras, grazie. Prego. Allora, i prossimi, stiamo al centro per le telecamere, con le loro note ci guideranno in un viaggio musicale intenso, capace di unire emozione, passione e talento. Dunque, signori e signori, il duo Animas e Giacomo Longoni. Así gutera te
nanne tu su mondo ergai asi kutera te no torna mai no torna mai nanne tu meu su mundu ergai asi kutera tera asi kutera te no torna mai hey en tiempos de tiranía, infamidades de carestía, tronosos populos cascan que cane, griden de norte querimos pane, famidos noi semus papante, pane castanza, terra cullande, terra gaffangu, torra su goveru, senza alimento, senza ricovero, nanne tu meu, su mundu ergai, asi kutera te no torna mai. Hey! Sulle mani! Decididos ilsas fontanas, pretendes abaparemos raras, peusa valere chi volte sona, sai alla totus e non perdona, a bocca de dos, laureados, usacas vidas espiantados, ilsas campaña papanamura, que cravas lanzas in sagresura, nanne tu meu, su mundu ergai, asi kutera te no torna mai. Guidotus fagimos guerra, propagas días de vida en terra, da e sinistra, volta da destra, e sempre vides una minestra, adios un anni, te ne dico tu, faghe susurtu e tada tontu, a tanto lide su mundu ergai, asi kutera te no torna mai, nanne tu meu, su mundu ergai, asi kutera te no torna mai. Nanne tu meu, asi kutera te no torna mai.
nannidu, nannidu, su mundu ergai, asi kutera te, no torna mai. No torna Grazie. Con i miei compagni di viaggio di stasera, Alessandro Melis e Giacomo Longoni. Un omaggio a una grande cantautrice sarda, una delle prime che si fecero strada nella nostra terra, in un piccolo paesino, Ozieri. Si chiamava Maria Teresa Cau e questa è una sua ninna nanna. Lei era cresciuta in Silleri. Insomma, non era stato facile a quei tempi per lei prendere in braccio la chitarra, perché non era come oggi che le donne potevano cantare, era un pochino più difficile. E lei ha aperto la strada a tante cantanti della nostra isola. Dromi fiore meu, Maria Teresa Cau.
Ti ore meu riposa. Grazie. Grazie. E questo momento, questa canzone che chiuderà, questo brano, questa poesia che in pochissime parole racchiude una metafora meravigliosa di un grande cantante, scrittore, poeta, Tonino Puddu, Subolo e Sastore. Io mi emoziona soltanto parlare di questa poesia, perché ecco, io credo che la magia dei poeti sia riuscire a raccontare il sentimento dell'anima in poche semplici parole. Lui è riuscito a farlo, a raccontare quella sensazione di smarrimento di chi aspetta qualcuno che non c'è più e che vorrebbe in qualunque modo poterlo raggiungere anche nel cielo, come se fosse un'aquila. E rimane lo smarrimento del cuore, però rimane quella sensazione e quella serenità che prima o poi potremo ricongiungerci a quella persona che non abbiamo più qui. Ya es venida Sora que canta sadie. Ya es venida Sora que canta sadie. Su besamento mi pica de espora su coro. Su besamento mi pica de espora su coro. Ya es venida Sara que canta sadie. Su pensamento mi piega da espora su coro. Su pensamento mi piega da espora su coro. Ma si podia che
Buonasera. Diana Puddu, Paride Pugedu, Giacomo Longoni, Esmeralda Tolu, Alessandro Melis. Non ci sono parole, solo applausi, io direi che parlo, io. Bene, continui a stare con noi. Ciao, sì. Sabrina, giusto, rimani con noi. Facciamo... Giusto per il fatto che, insomma, di questo invito graditissimo, e quindi, insomma, porto 2 canzoni. Una di queste l'ha scelta Sabrina, l'ha sentita cantare, una bellissima canzone dei Meccano. Allora, la sua voce ha incantato l'Italia vincendo The Voice Senior. Vabbè, sì. Iniziamo da il marito Paride, sax soprano Esmeralda, alla chitarra il maestro Melis, Diana Puddu. E l'età. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muli. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, e c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerai? Donna, fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti legare un palo e le tue mani ti fanno male. Donna che non sente dolore quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, e c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerai? Donna come l'acqua
Grazie. Quest'altro brano appunto è un brano che è piaciuto tanto a Sabrina e glielo dedico. Figlio della luna è questa canzone dei Meccano. Racconta di una leggenda, ascoltatela, è molto bella. Io ricordo che quando la sentii per la prima volta, cosa che non mi capita mai, mi è venuto da piangere perché poi racconta davvero di una bella leggenda. E anche questo potrebbe essere anche molto attuale. Appunto, Figlio della luna, facciamo ancora un applauso al chitarrista Alessandro Melis, che oggi ha cambiato tante chitarre. E per la passione, per la musica, ci vuole il cuore, hai ragione. Perché non pretenda narra la leggenda di quella gitana che pregò la luna bianca ed alta nel cielo. Mentre sorrideva, lei la supplicava, fa che torni da me. Tu riavrai quell'uomo, pelle scura, con il suo perdono, donna impura. Ero in cambio voglio che il tuo primo figlio venga a stare con me. Chi suo figlio mola per non stare sola, non è degna di un re. Luna, adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non c'è. Dimmi, oh luna d'argento, come lo curerai se le braccia non hai? Figlio della luna, nacque a primavera un bambino da quel padre scuro come il fumo, con la pelle chiara, gli occhi di laguna, come un figlio di luna. Questo è un tradimento, lui non è mio figlio ed io non lo voglio. Luna, adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non c'è. Dimmi, oh luna d'argento, come lo curerai se le braccia non hai? Figlio della luna, il gitano folle di dolore, colto proprio al centro dell'onore, la perrò gridando, la baciò piangendo, poi la lama affondò. Corse sopra il monte col bambino in braccio e lì lo abbandonò. Luna, adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non c'è. Dimmi, oh luna d'argento, come lo curerai se le braccia non hai? Figlio della luna, se la luna piena poi diviene è perché il bambino
dorme bene, ma se sta piangendo lei se lo trustulla cala e poi si fa culla. Ma se sta piangendo lei se lo trustulla cala e poi si fa culla. Grazie. Grazie ancora al maestro Alessandro Paride d'Esmeralda. Grazie. Diana Puddu, abbiamo anche per te un qualcosa. Niente di che, ma però. Questi ci Questo tenevo a è tutto darteli per te. io. Grazie. Non soltanto perché è un'artista straordinaria, ma a me piace essere sempre sincera, dire le cose vere. In questo Sonus de Vida noi non soltanto stasera ci sono degli artisti straordinari, ma degli amici, soprattutto Diana Paride e Esmeralda ci hanno supportato veramente in questi giorni tantissimo e non è una cosa scontata. Sono dei grandi artisti ma veramente molto umili. E questo fa di loro delle persone ancora più grandi. Adesso faccio un po' l'agente 0010 del mio programma. Ma dove la tenevi questa donna? Ma è possibile che ti sia... Me l'hanno fatto in tanti, tutte le volte, ma dove la nascondevi? In realtà era lei che si nascondeva. Io ho fatto di tutto perché ascoltassero questa voce, perché come ho detto nel programma spesso durante altre interviste, ma la prima volta che proprio mi hanno intervistato, prima che tutto succedesse, mi hanno chiesto: ma cosa pensi di lei, perché l'hai iscritta? E io ho detto, e non era successo nulla ancora, e io ho detto: perché lei, ditele di cantare, lei ama cantare, perché così, perché questo è il suo modus vivendi. Lei vuole cantare, ama cantare, ditele di cantare e tutto è lì. Quindi io non la tenevo nascosta, era lei che se ne stava nascosta, cantava e dicevo: ma perché non la faccio sentire ad altri questa voce? E quindi ci ho provato, poi è andata come è andata. Bravo Pari, non è mai troppo tardi. Ma sulla nostra strada è questo motivo, quindi grazie a Sabrina, grazie ad Alessandro, che davvero ci hanno invitato anche a partecipare al disco, a questo disco che uscirà tra poco, sì, vabbè, che è un po' più avanti, quindi grazie anche a loro per averci invitato. Abbiamo accolto questo invito perché loro sono davvero questo Sonus de Vida, perché la musica, il suono è vita, e quindi la musica è vita anche per noi, e per loro davvero sono due persone splendide e speciali, non solo come musicisti. Grazie. Bravissimo, Grazie. bravissimo. Accogliamo con un applauso l'amministrazione. Posso dire giusto un qualcosa, si parla appunto di voci. Io ho trovato, insomma ci siamo visti l'anno scorso con il maestro Marras, Piero Marras, e posso dire, non gliel'ho detto, lo dico adesso. Guarda in camera. Lo dico adesso, il maestro Piero Marras ha ancora quella bellissima voce che aveva tanti anni fa. L'ha tenuta ed è sempre un piacere risentirlo. Perché Diana è l'anima È che l'anima, conta. È meglio di prima Piero Marras, è meglio di prima. Sì, è come il vino. Allora Sabrina, a te la parola. Io vi ringrazio davvero per essere qua e ad aver accolto il nostro, diciamo, la nostra idea. Lo sapete che io e Alessandro siamo maniacali. E dietro le quinte Alessandro, ma in realtà lui è il direttore artistico di questa kermesse. A lui farei un applauso. Non si è fermato niente. E anche lui è una persona troppo umile, sta sempre dietro. Elisabetta, Pietro, davvero grazie a tutti voi, Simone, grazie per aver accolto il nostro invito. Io ci tengo a dire una cosa: quando un mese fa, forse 1 o 2 mesi fa, Sabrina è venuta in ufficio, eravamo con Simone, io devo dire la sincera verità, ci conosciamo da tantissimo tempo, la conosciamo, sappiamo quanto amore, giustamente qualcuno dice c'è il cuore nella musica,
Però a noi ha colpito un particolare, ce lo siamo detti, gli occhi brillavano sia di Alessandro che di Sabrina nel presentarci questa serata. Abbiamo letto in questa grande passione, in questo grande amore, la grande forza e il grande desiderio di realizzare tutto questo. E devo dire la sincera verità, a parte che noi siamo felicissimi perché quest'anno noi festeggiamo i 30 anni della Casangioni e quindi c'è stato un susseguirsi di artisti importantissimi, quindi grazie anche a Piero Marras, grazie anche a Diana per essere qua, però la grande umiltà, ecco, con la quale tu hai portato avanti tutto, ma la grande determinazione e l'ansia che ci avete fatto venire, questa è vostra, assolutamente, però l'emozione è stata tanta. Grazie. Allora, che dire, intanto grazie a Sabrina e Alessandro perché ci hanno regalato una serata fantastica. L'amministrazione comunale coglie sempre queste occasioni, ma soprattutto perché dare voce a un artista che poi, cioè, su Sabrina si potrei dire tante cose, ma dico semplicemente che è una cara amica, è una persona di una umanità incredibile e quindi per noi è un onore averla come concittadina, anche se ha deciso di emigrare per qualche tempo, ma tornerà presto, non demordiamo. E un grazie anche ad Alessandro perché insomma questa sua caratura artistica è fenomenale, quindi grazie a voi, grazie per averci omaggiato anche della presenza di artisti di valore e niente, è una buona occasione per iniziare, diciamo, il percorso natalizio. Noi avremo tanti eventi e quindi è stato bello iniziarlo oggi con artisti importanti e soprattutto per un evento importante per ricordare il papà di Alessandro. Grazie Pietro. Ne approfitto per ringraziarvi davvero perché ho vissuto con voi tutte le ansie di questi 2 mesi sino al dopo pranzo, dunque però davvero grazie per queste bellissime emozioni che ci avete regalato tutti, dai poeti a voi artisti. Grazie a voi. Grazie ancora. Abbiamo davvero. un omaggio floreale per Elisabetta che ci porterà sempre Lucia e la targa per tutto il comune, per l'amministrazione in rappresentanza di Mario. A questo punto Giampaolo ringrazierei dimmi. l'amministrazione. Li lasciamo qua o Io facciamo... lascerei tutti qua perché adesso è un momento... La vedo un po' grigia con la... È un momento importante. Anzi, se ci sono anche loro e tutti noi sarebbe meglio. Noi da 3 anni abbiamo istituito un premio molto importante a Sonus de Vita, scusate se vengo avanti, un premio importantissimo che noi reputiamo rappresenti veramente la capacità di un personaggio che noi scegliamo ogni anno di unire l'arte nella musica, nel canto e nella lingua della nostra Sardegna, della nostra isola. Abbiamo scelto di ricordare un cantadori famosissimo, Ziuvieli Urru, al quale rivolgerei un applauso. E io sono sicura che adesso Mario sta suonando con Ziuvieli perché era davvero, Mario gli voleva tanto bene e lo stimava tanto come artista. Questo premio Ziuvieli Urru quest'anno abbiamo deciso di donarlo al grandissimo Piero Marras che... Piero, vieni. Ritornerà sul palco. Con lui ho avuto modo di affrontare degli argomenti importanti riguardo la nostra terra, riguardo la lingua, riguardo la comprensione reciproca tra le lingue della nostra terra. Credo che lui davvero rappresenti tutto questo, perché in una voce, in un'anima, in uno spirito, in un corpo, in un poeta, uno scrittore,
Lui incarna tutto questo e soprattutto non soltanto crea un legame tra il passato e il futuro, in questo presente dove lui continua davvero a sorprenderci, a stupirci. Bravo Piero. Introduciamo il premio, facciamo arrivare? Questa volta sarà la nostra amata Annarella Stocchino, la moglie di Mario, a consegnare il premio. Piero Marras, il premio? Premio Ziuvieli Urru. Per esserti distinto nella divulgazione della lingua e della poesia sarda. Grazie. Grazie Piero. Grazie. Volevo ringraziare per l'attenzione che avete avuto nei miei confronti, ma consentitemelo anche perché questa serata è dedicata a una persona che io ho avuto l'onore di conoscere, Mariano, a un signore che ha investito anche lui la vita nel folklore con la F maiuscola, per cui per me è un onore esserci oggi. Grazie. Un onore veramente. Grazie a voi. È un onore nostro. Allora Piero, per concludere questa straordinaria serata, i ringraziamenti credo di averli fatti davvero a tutti, anche la Proloco l'ho ringraziata prima, ma ripeto i ringraziamenti perché sono stati disponibilissimi tutti questi mesi di ansia. Piero ci omaggerà di un bellissimo canto finale, una poesia straordinaria, conosciutissima, quindi la canterete anche voi. Prima di concludere io ringrazio il mio fratello Giampaolo Barcelloneta che viene da molto lontano. Lui mi ha portato qui, ma io faccio il giornalista provocatore, ma spero di avermela cavata bene, insomma. Tutto lo staff di Sunus De Vida, un grande artista che è dietro le quinte, ma Andrea Cutri è Bravo Andrea. un grandissimo maestro, tutto lo staff, Luci, sei qua Andrea? Sì. E sta preparando. Allora, tutto lo staff, Luci, Piero, riprese e fotografia. e poi Vi ringraziamo veramente tantissimo e vi lascio, anzi ci lasciamo con il canto Mere Manna del grandissimo Piero Marras. Sì, adesso accenderà giù. Quando siete pronti? Mi raccomando, Naturalmente invitiamo tutti voi a cantare, ma i tenore non li vedo più. Dove siete? I miei amici di Ottana. Siete lì? Venite, dai, che vi vogliamo qua. Mere manna, mere mea, i tenove sa quest'anno, proprio che te lo leas, questo sonno premi a fanno. Mere manna, mere mea, imbriacalo questo mondo che ne vale t'abbardante una grida ballo tondo vale tutto sta gente imbriacalo questo mondo.
la comoda e su che lui magari ti fa che è un'idea si su un mondo armacco a Beru noi si che musa suonare che in Susanna ne contento non lo lesse s'invezzare mere me a questo momento noi si che musa suonare Piero Marras. Grazie a tutti. Altrus annus cum saludi. Grazie e buone feste a tutti.